e credo di non essere l'unica a cui trema la manina. La chiamo sul palco, posso chiamarla anche se... Ladies and Chesterfield, Lucrezia Orcia, vieni a farmi compagnia. Lucrezia, come stai? Di merda! Che fina che sei, guarda, sei meravigliosa. Buonasera, quel party! No, dico, come possiamo sentirci noi di fronte a quelle bellezze? Cioè, che merda! Che vorrei dire non siamo, piacere, merda. Ma a proposito di merda, Giangi, come va stasera? Dai che scherzo! Dai che scherzo! Allora, passiamo a parlare un momento di cose più serie, dato che oggi è l'ultimo pool party prima delle elezioni in Sardegna. Non fate facce strane perché sennò vi tiro i tacchi alle gengive. Io voglio dire soltanto una cosa, giusto una cosa, poi se ne parlerà. Cosa c'è? No, non dico di votare te, tranquilla. Ti ho riconosciuta. No, allora, volevo dire soltanto una cosa, ognuno può credere in quello che vuole, però, dato che abbiamo la possibilità di fare qualcosa per il nostro futuro, per la nostra terra e non solo, non buttiamola, non sprechiamo le occasioni, va bene? Dico solo questo, non sprechiamo le occasioni. Adesso... Grazie. Non volevo dirlo, lo dirà qualcun altro per me, grazie. Allora adesso chiamo un attimo Massimo che deve dare un piccolo aggiornamento sulle molte attività dell'associazione del NOS. Prego, se no ti passo io. Funziona? Allora non è un aggiornamento sulle iniziative dell'associazione, dai, solo no, i due appuntamenti principali. Uno l'hai già detto tu, sono le elezioni, l'altro è Novat. Comincio con Novat perché oggi la serata è anche per raccogliere fondi per partecipare alla manifestazione che ci sarà sabato prossimo a Roma. È Novat organizzata da Facciamo Breccia, una manifestazione per la laicità dello Stato, per i diritti di cittadinanza per tutti e tutte, partendo dai diritti di gay e lesbiche, e per dire una buona volta al Papa, ai cardinali, a tutti quelli che stanno al Vaticano di stare zitti, di non romperci più i coglioni, come hanno fatto tutte queste settimane, questi mesi e questi anni. Un'altra cosa sono le elezioni, hai già introdotto il tema, è un tema, lo so che vi sta stressando da questa cosa delle elezioni, la campagna elettorale in queste settimane è stata piuttosto pesante anche perché è stata portata a livelli nazionali ed è proprio per questo che fa ancora più incazzare questa sorta di colorizzazione, avere qua lo psiconano tutte le settimane che viene a fare campagna elettorale quando invece di governare, invece di pensare alla crisi economica. Allora, ci ha fatto anche comodo perché ha rotto i coglioni a tutti e ci ha garantito una vittoria maggiore. Allora noi, come sapete, sosteniamo Soru perché noi abbiamo presentato un programma per il riconoscimento di alcuni diritti anche per le persone gay e lesbiche, come le unioni civili, come il diritto a visitare il partner in ospedale, il diritto alla non discriminazione col sostegno a campagne contro l'omofobia. Quindi noi sosteniamo Soru, abbiamo preparato un volantino dove sono indicati anche i candidati, i partiti e i candidati che hanno sottoscritto il nostro programma. Il volantino lo trovate all'ingresso, io credo di aver visto anche qua dentro dei candidati, se ci sono i candidati che sosteniamo li pregherei di venire sul palco per un saluto veloce, se ci sono, non ci sono. Non vuole venire, ce n'è una ma non vuole venire. Ah, non vuole venire, allora un saluto dai... abbiamo anche Giuseppe, cioè Giuseppe Mura, vieni se vuoi salutare, è uno dei candidati, lui è Giuseppe Mura, è uno dei candidati che ha sottoscritto il nostro programma e che anche negli anni passati ha sempre sostenuto le nostre battaglie. Io ti chiedo cosa pensi di queste elezioni, una cosa un po' giudizio. Ma più che delle elezioni io direi cosa penso di questo momento politico, perché l'ultima docenda di Luana ha dimostrato proprio come il nostro governo fa il circuito del Vaticano, c'è una cosa scandalosa.
Però volevo dire, questo video perché io sono completamente assaltato. Volevo dire un'altra cosa, però, che raccontavo ieri a Massimo. Mi è arrivata una mail in cui mi si chiedeva solidarietà con le lotte contro l'omofobia eccetera. Io voglio dirvi una cosa, non è una questione di solidarietà. Io penso che quando vengano lesi i diritti di qualcuno, venga lesa la libertà di tutti. Non è che c'è un problema che io sono solidale con voi, io sono solidale con me stesso e con tutti perché quando mancano i diritti, quando sono riconosciuti i diritti a tutti, qualunque sia l'orientamento sessuale, il genere, la religione e quant'altro, vengono lesi i diritti di tutti, vedete ci manca un pezzo di libertà. Questo secondo me è un aspetto fondamentale, non vogliamo chiedere, sono diritti che bisogna in qualche modo cercare di praticare, di ottenere anche con le lotte quando necessario. Per il resto posso dire solo una cosa, con Massimo abbiamo discusso tante volte di quali possono essere i punti principali di un impegno. Io metterei in questo momento al primo posto una cosa che inizialmente anche a me sembrava secondaria, cioè il fatto che in caso di malattia del partner, il partner convivente nelle coppie etero-omosessuali eccetera abbia gli stessi diritti di decisione su ciò che riguarda i diritti alla salute o le scelte sulla vita. Questo mi sembra essenziale dopo quello che gli altri due punti mi sembrano molto chiari e molto, come dire, molto ovvi. Il primo che per quanto riguarda la regione ci deve essere un impegno concreto per il riconoscimento a tutte le coppie etere, omosessuali, conviventi degli stessi diritti che godono le famiglie. Mi sembra il minimo che va bene. Il secondo che tutte le persone e tutte le coppie etero e omosessuali abbiano tutti i diritti socioassistenziali, le case, il campo del lavoro, dei contributi sociali, qualunque cosa è esattamente come tutte le altre persone. A me mi pare che basti, io ci ho rotto abbastanza. Ringraziamo. Facciamo gli auguri per la campagna elettorale come agli altri candidati, abbiamo anche Rita Marra qua, se vediamo un saluto veloce. Solo un saluto perché velocissima, non vi rompo le scatole perché siamo qua per divertirci, per ballare e per passare una bella serata. Niente, io volevo semplicemente dire questo, i diritti, ci stiamo battendo per i diritti di tutti indistintamente. Io lotto da anni per uno Stato laico, libero, apolitico se possibile, nel senso che uomini, donne, omosessuali, bisessuali, eterosessuali, non ci interessa entrare dentro le lettere alle persone, le persone devono essere libere di esprimersi come meglio credono in tutti i modi e in tutti gli ambiti a partire da quello sociale. Buona serata e buon divertimento. grazie infinite. Grande Enrica, allora mi raccomando, domenica e lunedì prossimi andate a votare, votate Soru e votate uno dei candidati che noi vi abbiamo indicato. Grazie, poi se volete venite anche a Roma sabato perché è una manifestazione importantissima. Grazie.